Le suore Clarisse di Levi hanno sottoscritto la lettera inviata dalle sorelle di 62 monasteri ai presidenti Mattarella e Conte sul tema dei migranti. Anche il convento leivese è disponibile ad accogliere. Tornano balneabili le spiagge di Rapallo. Il sindaco ha revocato l'ordinanza emessa dopo la mareggiata del 2018. Dai controlli sugli 800 metri di litorale non è emersa la presenza di detriti pericolosi. Al via le asfaltature lungo la statale 225, si parte domani da San Colombano Certenoli e si proseguirà con Cicagna. Seguiti da ANAS, i lavori saranno gestiti da 2 imprese piemontesi. I lavagnesi rinsaldano il loro legame con la Madre di Gesù. Grande partecipazione di fedeli alla processione con l'arca di Nostra Signora del Carmine. Ai piedi di Maria tante storie di devozione. Sempre a Lavagna, cauto ottimismo sulla Torta dei Fieschi edizione 2019. Comune e Sestieri all'opera per risolvere i problemi organizzativi, dal reperimento del celebre dolce alle normative sulla sicurezza. Il Dragoon di Camogli approda al porto di Chiavari per celebrare il 50°, insieme all'Associazione Amatori Palio Tigullio, che invece spegne 60 candeline. Il gemellaggio tra le due realtà vuol far rivivere lo spirito della navigazione a remi. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Dare voce a chi non ne ha è l'obiettivo che si sono poste le suore claustrali di 62 monasteri italiani, affrontando in una lettera il tema dell'accoglienza dei migranti. La missiva, inviata come sapete ai presidenti Mattarella e Conte, affronta l'argomento con il desiderio di fornire aiuto e non fomentare lo scontro. Tra i firmatari del documento ci sono le sorelle Clarisse di Levi e della Repubblica Centroafricana. Sentiamo. Anche le Clarisse di Levi sono disponibili all'accoglienza dei migranti. La loro adesione era già arrivata in occasione del censimento delle strutture religiose della diocesi, pronte ad aderire al progetto di ospitalità. Un segno concreto che arriva dal monastero di Levi, che, come altre sorelle Clarisse carmelitane sparse in tutta Italia, hanno sottoscritto la lettera inviata ai presidenti della Repubblica e del Consiglio. Nella missiva esprimono preoccupazione per il diffondersi in Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei migranti e dei rifugiati. Vogliamo dare voce, si legge, a coloro che scappano da persecuzioni, guerre e carestie. Tramite Conte e Mattarella chiedono che le istituzioni governative si facciano garanti della loro dignità, contribuiscano a percorsi di integrazione e li tutelino dall'insorgere del razzismo e da una mentalità che li considera soltanto un ostacolo al benessere nazionale. Sono 62 i monasteri che hanno firmato il documento. Per la Liguria ci sono le Carmelitane Scalze di Savona, le Clarisse d'Imperia a Porto Maurizio, quelle di Sarzana e appunto quelle di Levi. L'altra cosa che ci stava molto a cuore era quella di dire una parola a favore dell'accoglienza che non fosse contro qualcuno, ma che fosse proprio a favore di questi fratelli e sorelle che noi sentiamo tali nel Signore, perché il clima un po' che si sta creando è quello di fazioni che si oppongono, e questo a noi crea un po' di disagio, un po' di preoccupazione e anche sofferenza. Molti monasteri italiani, si legge ancora nella lettera aperta, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all'accoglienza. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti. Se per le Clarisse di Levi non è ancora andato in porto il progetto rifugiati, ma l'accoglienza avviene già in varie forme, come per donne in difficoltà o persone che necessitano di una sosta spirituale, non è detto che prima o poi non possa concretizzarsi. Noi abbiamo messo a disposizione una delle 2 foresterie e normalmente cerchiamo di averla pronta in qualunque momento. La lettera può ancora essere sottoscritta da religiosi ma anche da laici. Basta inviare una mail all'indirizzo segreteria.sottoscrizione@gmail.com. L'Italia che resiste Tigullio organizza un incontro pubblico sul tema le politiche dell'immigrazione e la tutela dei diritti umani. Domenica 21 luglio alle ore 10 nei locali della Croce Verde di Largo Casini a Chiavari saranno presenti Maria Luisa Mondo, medico attivo nella Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, e Michele Angeleddu, formatore e volontario di Rainbow for Africa. Al centro il sistema di accoglienza migranti, la riforma del regolamento di Dublino, i permessi di soggiorno e le conseguenze del decreto sicurezza. Cambiamo argomento, veniamo sul nostro territorio. Tornano ad essere fruibili le spiagge pubbliche di Rapallo. Il sindaco ha revocato l'ordinanza emessa il 30 ottobre dell'anno scorso che vietava l'accesso al mare a causa dei danni provocati dalla mareggiata. Il provvedimento è stato preso dopo i controlli su 800 metri di litorale eseguiti da FIAS Parma e dal gruppo Cica Sub di Bogliasco insieme a Legambiente e Guardia Costiera. Sentiamo.
che cosa alla fine è stato rimosso, che cosa è emerso? Sostanzialmente non sono emersi, per fortuna, rifiuti di particolare entità o dimensione. Hanno trovato però una buona sostanza di rifiuti in quantità di metri cubi che sono stati puliti e grazie ad Aprica smaltiti. Quindi in questo momento che cosa accade alle spiagge pubbliche della città? Con l'ordinanza del sindaco di quest'oggi è stata revocata la precedente ordinanza, la numero 44, fatta successivamente alla mareggiata del 28-29 ottobre scorso, quindi da oggi le spiagge sono ufficialmente fruibili. Nei prossimi giorni adopereremo l'intervento anche di ripascimento di alcune delle spiagge e in particolare della spiaggia della zona dei Cavallini. E anche per la qualità dell'acqua nessun problema? Già da prima non avevamo assolutamente nessun problema, ARPAL aveva fatto tutte le analisi e ulteriori analisi ad ARPAL erano state richieste da parte del Comune Rapallo, in particolar modo sulla presenza di idrocarburi, e queste analisi sono state sempre tutte negative, quindi con ottimi risultati. Anzi, la qualità dell'acqua è decisamente migliorata, sia magari a una riossigenazione dovuta all'importante mareggiata, ma anche a tutti gli interventi che si stanno susseguendo da parte di Iren sulle tubazioni della fognatura. Insomma, per tornare completamente alla normalità manca solo il ripristino del molo per i battelli. Quanto manca? Nella giornata di ieri abbiamo terminato le operazioni di, chiamiamolo dragaggio, ma in realtà tecnicamente è chiamato livellamento del fondale. Nella giornata di oggi i battelieri si stanno adoperando per il ripristino parziale del molo di attracco. Nella giornata di domani verrà effettuata una prova da parte di un battello di attraccaggio. Se tutto questo va bene, se non in questo fine settimana, sicuramente nella prossima settimana riavremo i nostri battelli Rapallo. Anche nella vicina Santa Margherita Ligure prosegue la pulizia dei fondali per eliminare i detriti causati dalla mareggiata di fine ottobre. Le operazioni si sono svolte nelle acque del porto e in aree limitrofe, intanto vedete le foto. Un rimorchio intero è stato riempito con ferri, pezzi di ringhiere, alcuni pali dell'illuminazione pubblica, parti di colonnine portuali e una ruota di bicicletta. La difficoltà, spiega Angelo Doria, capo del 5° nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera, è stata la rimozione di queste strutture che erano facilmente individuabili ma incastrate sotto i massi e il cemento. Un palo peraltro sarà rimosso nei prossimi giorni con una strumentazione più idonea per tagliarlo e portarlo via. ANAS ha programmato i lavori lungo le statali 523 e 225. In Val Fontana Buona si interverrà a fondo sui tratti di asfalto rovinato con cantieri mobili che prenderanno il via domani. Sulla statale dei 100 Croci invece prosegue la manutenzione nella galleria Madonna della Guardia. I dettagli nel servizio. Partiranno domani da San Colombano Certenoli i lavori di asfaltatura della statale 225 della Val Fontana Buona. Sarà un cantiere mobile che prenderà il via da Bavaggi per affrontare tutte le zone più ammalorate della lunga arteria fontanina. A spiegarlo i vertici di ANAS per la Liguria. Oggi è previsto l'arrivo dei mezzi, domani appunto il via ai lavori veri e propri. I tratti, che saranno risistemati, si trovano nei comuni di San Colombano Certenoli e di Cicagna, fino alla località Ferrada. Nei tratti interessati lungo l'intero asse sarà istituito un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri a seconda della situazione e del traffico. L'intervento proseguirà sino al 18 ottobre e si fermerà soltanto la domenica e nei giorni festivi. Non è un semplice rifacimento dell'asfalto, spiega ANAS, ma un ripristino profondo. L'obiettivo infatti non è soltanto quello di togliere l'usura superficiale, ma di scendere in profondità per dare una maggiore sicurezza alla manutenzione stradale. Ad occuparsi dei lavori, sottolinea sempre l'azienda, sarà un raggruppamento temporaneo di imprese tra le quali figurano la SAM SPA di Alba e la Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì, entrambe in provincia di Cuneo. Questo filone di asfaltature segue a quello già realizzato nel centro di Carasco e a quello avviato e in corso nel comune di Moconesi. Intanto proseguono gli interventi anche sulla galleria Madonna della Guardia in zona Velva, lungo la 523 dei 100 Croci. Sino a venerdì 19 luglio la galleria sarà chiusa tutte le notti, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Durante la chiusura, fa sapere ANAS, il traffico proveniente da Sestri Levante sarà indirizzato sulla provinciale 40 verso la località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e rientro sulla 523 presso Torza nel comune di Maissana. Il traffico proveniente da Varese Ligure diretto a Sestri Levante invece sarà deviato sul percorso inverso.
Il TAR della Liguria nell'udienza di oggi ha confermato la sospensiva concessa ai 3 stabilimenti balneari di Lavagna che avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Oggi dunque la conferma, le strutture potranno restare aperte e svolgere regolarmente la loro attività sino al 22 aprile. Ora la cronaca, 2 arresti e 14 denunce è il risultato del servizio antidroga effettuato dalla polizia nella stazione ferroviaria e sul lungomare di Lavagna tra fine giugno e l'inizio di luglio. Uno straniero è stato arrestato in flagranza mentre confezionava dosi di cocaina nei bagni della stazione. Sequestrati 15 grammi di droga, un bilancino di precisione e altro materiale. L'uomo, un richiedente asilo politico, ha opposto resistenza, così è stato giudicato per entrambi i reati con rito direttissimo. Il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma. Un secondo straniero è finito in manette per lo stesso reato, scoperto mentre cedeva dosi di droga a giovani acquirenti. Per lui è scattato il divieto di dimora nella provincia di Genova. Infine 5 persone, di cui 2 minorenni, sono stati denunciati per spaccio, altre 9 sono state denunciate per uso personale di stupefacenti. E 2 stranieri di 31 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Sestri Levante dopo un episodio avvenuto nel centro città. I 2 sono stati sorpresi dall'equipaggio radiomobile mentre tentavano di portar via una bicicletta. Allo scopo di procurarsi la fuga, i 2 si sono divincolati energicamente, venendo però bloccati dai militari. Accompagnati in caserma e identificati, sono stati arrestati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il 31enne inoltre è stato denunciato per aver dato false attestazioni sulla propria identità durante la fase del fotosegnalamento. E ora siamo all'informazione religiosa del territorio. Una grande partecipazione di persone ha caratterizzato la processione in onore di Nostra Signora del Carmine a Lavagna. Intorno alla festa si intrecciano diverse storie di devozione, affidamento e preghiera che legano in modo saldo i lavagnesi alla Madre di Gesù. Sentiamo. Un saluto che suona come una benedizione al mare, secondo tradizione, ma anche ad una città che sta tornando alla normalità. Lavagna ha celebrato la patrona, riappropriandosi della sua storia e di quella devozione non solo esteriore, manifestata anche attraverso alcuni gesti simbolici. La festa della Madonna del Carmine per i lavagnesi è un avvenimento atteso, un'occasione per riscoprirsi come famiglia, ciascuno con i propri ricordi e i propri grazie da rinnovare a Maria. Tutti i miei ricordi più cari sono qui alla Madonna del Carmine. Vi dico quello più antico che ho. Prima di andare a scuola, nelle scuole Riboli a 10 metri da qui, venivamo a dire le preghiere inginocchiati sui gradini delle balauste, dove allora si faceva ancora la comunione. Ho imparato a servire la messa a questo altare, mi piaceva suonare il campanello, mi piaceva portare il piattino, mi piaceva usare il turibolo. E da cosa nasce cosa? Comunque ecco, credo che la mia vocazione è nata qui in questo santuario. In processione dietro alla statua della Madonna le autorità, tra cui i sindaci di Chiavari e di Ne, le forze dell'ordine, tanti fedeli lavagnesi e tanti turisti. Tra i casceggianti il sindaco neoeletto Gianalberto Mangiante. La Madonna ha riunito i sacerdoti dell'ambito pastorale in un segno palpabile di unità. Come diceva prima Don Stefano, questa sera c'erano tutte le parrocchie e questo secondo me è molto importante. La collaborazione fra le parrocchie, e c'è veramente, è una testimonianza ancora maggiore. Oggi Lavagna ha pregato e non solo Lavagna. Lavagna ha aiutato a pregare anche i cari turisti che popolano le nostre città, ma anche quelli di altri paesi che sono venuti ad onorare la nostra patrona. Santa Margherita Ligure si appresta a celebrare la patrona della città, la cui memoria liturgica quest'anno cade sabato prossimo. Oggi inizia il tempo di preparazione, in particolar modo alle 21:30 all'Oratorio San Bernardo si terrà un concerto di violino e viola con Sofia Manvati e Vittorio Benaglia. Domani sera, dopo la messa delle 18, alle 21:30 sul Sagrato della Chiesa in Piazza Caprera interverrà il teologo Brunetto Salvarani che presenterà il suo libro dal titolo La buona novella, la vera storia di un disco capolavoro che racconta le ispirazioni di uno degli album più amati di Fabrizio De André.
Sabato, giorno della festa, alle 10 la messa in basilica, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliario di Genova. Alle ore 21 il canto del Vespro e la processione. Torniamo a Lavagna, dove trapela un cauto ottimismo sull'organizzazione della prossima Torta dei Fieschi. L'evento clou dell'estate lavagnese, messo in forse da questioni di carattere economico, sta prendendo un nuovo slancio grazie alla collaborazione tra Comune e Sestieri. Sentiamo. Grande successo per Musica e Gusto, adesso ci si mette subito al lavoro per quello che sarà l'appuntamento clou dell'estate, la Torta dei Fieschi. A che punto siamo? Allora, manca pochissimo tempo, stiamo lavorando per cercare di realizzare tutto nel migliore dei modi. Non sarà facile. Siamo un comune in dissesto e quindi le problematiche ci sono, sia per quanto riguarda l'organico che possa collaborare fattivamente per la realizzazione della torta, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie. Stiamo cercando di andare incontro a tutte le esigenze dei sestieri che in questi anni si sono sempre prodigati per fare della Torta dei Fieschi proprio l'evento più importante per Lavagna. Il problema è delle risorse, il comune in dissesto non può spendere cifre come negli anni scorsi, per cui c'è anche necessità di reperire fondi, in questo caso eventuali sponsor o comunque sostenitori possono agevolare, comunque venire in aiuto al comune. Sì, allora ci stiamo muovendo per cercare la collaborazione sia dei pasticceri per quanto riguarda proprio la realizzazione e il confezionamento della torta, e per quanto riguarda invece le altre criticità, ovviamente siamo sotto organico, quindi stiamo lavorando fattivamente sia per quanto riguarda il piano di sicurezza, sia per quanto riguarda invece il corteo. Stiamo provando a vedere se, nonostante il decreto Minniti, sia possibile pensare di nuovo al prolungamento del corteo come vorrebbero i sestieri e come non è stato potuto fare in questi anni. Ecco. La Torta dei Fieschi comunque si farà, su questo c'è fiducia. La torta si farà. La Torta dei Fieschi, grazie. Incontro questa mattina a Chiavari tra amministrazione e Ascom Confcommercio per discutere della stipula di un protocollo d'intesa per la valorizzazione dei CIV, i centri integrati di via. L'Ascom ha proposto un documento finalizzato a supportare e aiutare le attività dei CIV. L'amministrazione si è impegnata a svolgere un ruolo di coordinamento e supporto dei progetti e a garantire una semplificazione delle procedure burocratiche. Il protocollo prevede anche agevolazioni per i CIV in materia di occupazione del suolo, SIAE, pubblicità, affissioni, acustica, igiene ambientale e così via. I CIV infine si dedicheranno a coordinare con il Comune un programma annuale di iniziative. Grazie alla stipula del protocollo, commenta il sindaco Marco Di Capua, sarà possibile accedere anche a finanziamenti comunitari per promuovere iniziative di riqualificazione urbana e non solo. Ed è approdata al porto di Chiavari la storica imbarcazione a remi Udragun in occasione dei 50 anni dalla nascita del natante. È stata l'occasione per celebrare il compleanno insieme all'Associazione Amatori Palio del Tigullio, che quest'anno ne ha compiuti invece 60. Due associazioni accomunate dal legame con il territorio e dal valore che danno alla storia del remo. Sentiamo Giacomo Rizzi. 50 anni fa, da una vecchia scialuppa di inizio Novecento e dalla visione del costruttore Ido Battistone, nasceva Udragun, l'imbarcazione a remi divenuta un simbolo delle tradizioni e degli abitanti di Camogli. L'approdo a Chiavari è stata l'occasione per celebrare i 110 anni, insieme all'Associazione Amatori Palio. Il gemellaggio tra queste due realtà intende far rivivere lo spirito della navigazione a remi, nel legame con le tradizioni e il territorio. Siamo venuti a incontrare gli amici di Chiavari, come andremo a incontrare gli altri amici lungo la via che ci porterà alle grazie fra 2 o 3 giorni. Speriamo, come sempre abbiamo avuto un'ottima accoglienza e il Palio ci lega per il fattore remi. Noi remiamo, non facciamo gare, non facciamo competizioni, remiamo per il piacere di remare tutti insieme. Noi compiamo 60 anni adesso dal nostro primo palio ed è un palio che non è solamente sportivo, ma ripercorre un po' la storia degli 8 comuni, le 8 barche che competono ogni anno. Con il Dragun sono anni che collaboriamo anche in altre manifestazioni.
In questa occasione c'è stata anche la consegna di un gagliardetto con un significato particolare. Sì, ci è stato consegnato il gagliardetto da parte della Lega Navale, sezione di Chiavari e Lavagna, per la questione della plastica, che noi siamo una barca puramente ecologica perché andiamo solo a remi o a vento. Prossime spedizioni in programma? Noi abbiamo un sogno che è in programma nel 2020, vorremmo andare in Canada. Siamo stati praticamente a New York, nel Sud America, nell'altro continente, riprendere un po' quel viaggio che avevamo fatto, che ci aveva portato a New York dal lago Ontario, invece di venire in giù e di andare verso New York, di andare in su, andare verso Ottawa e Montreal. Sono stati pubblicati nuovi bandi dell'Agenzia di Sviluppo GAL genovese nell'ambito del progetto a scala locale Turismo Outdoor La Via del Mare e Cicloturismo nel Levante. I bandi saranno aperti sino al 15 ottobre e sono parte integrante del programma di sviluppo rurale. Sono previsti aiuti finanziari per il miglioramento della Via del Mare e per la riqualificazione di piccole strutture e infrastrutture legate alla rete ciclabile. Il bando La Via del Mare ha una dotazione finanziaria di 90.000 euro ed è rivolto a comuni singoli associati e associazioni nei territori dei comuni di Avegno, Uscio, Lumarzo, Bargagli e Davagna. Il bando sul cicloturismo nel Levante invece ha una dotazione di 320.000 euro ed è rivolto a comuni singoli associati e associazioni che si trovano nei comuni di Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Leivi, Moconesi, Orero, San Colombano Certenoli e Tribogna. Il contributo è al 100% per i comuni e all'80% per le associazioni. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani, poi ci ritroviamo con le notizie di sport. Appuntamenti per giovedì 18 luglio. Scopriamo Chiavari, l'iniziativa promossa dal Comune condurrà alla scoperta di tradizioni e prodotti tipici della zona. Partenza alle 9:30 dal Palazzo Municipale. Alle 18 nella sede di YLab in via Gagliardo a Chiavari si terrà un workshop gratuito con esercitazioni pratiche sul tema il coaching, strumenti per migliorarsi nella vita e nel lavoro. Alle 21 dalla chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante la storica dell'arte Beatrice Astrua racconterà la scultura lignea del martirio di Santa Caterina di Anton Maria Maragliano. Al termine è prevista una passeggiata per raggiungere i ruderi all'oratorio di Santa Caterina. Nell'ambito del Festival Paganiniano alle 21 dalla chiesa di Santa Margherita Vernazza recital dell'arpista Alexander Boldachev, musiche di Paganini, Fauré, Chopin. In piazza Nazario Sauro a Lavagna alle 21:30 di scena il Jazz and Wine Festival. Sarà proposta buona musica con la proiezione di Round Midnight di Bertrand Tavernier. Per la rassegna Dionisio Festival in piazza Gagliardo a Chiavari alle 21:30 il comico Paolo Rossi proporrà lo spettacolo Janna Ceide. Sul sito dell'ANSA della Liguria si parla della bimba di 5 anni e del suo trasferimento al Gaslini di Genova. I genitori di una piccola di 5 anni ricoverata per la rottura di un aneurisma cerebrale in terapia intensiva pediatrica al Royal London Hospital di Londra e per la quale era stata proposta la sospensione delle cure intensive. Ebbene, i genitori hanno scritto al direttore generale del Gaslini, Paolo Petralia, per chiedere una seconda opinione e successivamente la disponibilità ad accogliere la bimba nell'ospedale genovese. Il Gaslini ha composto un collegio tecnico di specialisti che hanno inviato il 5 luglio scorso un documento ai colleghi di Londra con i quali successivamente si è svolta anche una videoconferenza collegiale. I documenti evidenziano l'estrema gravità delle condizioni cliniche in linea con quanto indicato dai medici inglesi, ma anche il fatto che in Italia non si opera una sospensione delle cure se non in caso di morte cerebrale, quadro clinico che, secondo gli specialisti del Gaslini, è diverso da quello della piccola e si sta trattando appunto per il trasferimento della bambina a Genova. Le notizie di sport. Manuel De Luca è un nuovo giocatore della Virtus Entella. La società ha trovato l'accordo con il Torino per l'acquisizione del giocatore a titolo temporaneo, con diritto di opzione a favore della società chiavarese e di controopzione per quella granata. De Luca è un attaccante nato a Bolzano nel 1998 che la scorsa stagione ha militato in Serie C con l'Alessandria. Sempre calcio, la Lavagnese ha annunciato un'importante riconferma per il centrocampo bianconero. Matteo Alucci farà ancora parte della squadra lavagnese. Il giovane, dopo tutta la trafila nel settore giovanile della Virtus Entella, ha collezionato nelle ultime 2 stagioni 34 presenze e 2 reti con la maglia bianconera.
E concludiamo con una notizia di servizio, la chiusura notturna del casello autostradale di Recco. Il provvedimento è stato preso da Società Autostrade per consentire lavori di pavimentazione e sarà in vigore dalle 22 di domani, giovedì 18 luglio, sino alle 6 del mattino di venerdì 19. A essere chiuso sarà lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Livorno e lo svincolo di entrata per il traffico diretto a Genova. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Per gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.